inesploso ritrovato in mattinata a ridosso delle mura a Treviso, a pochi passi dall'affollatissimo mercato della vigilia di Pasqua. Immediato l'intervento di polizia locale e carabinieri. Violento scontro tra un'auto e un camion in pieno centro a Rosà, nel Bassanese. Feriti marito e moglie trevigiani, la donna in condizioni critiche. Al volante ubriaco con un tasso alcolico record, 38enne esce di strada e si schianta contro un muro a Vittorio Veneto, ferite lievi ma patente, ritirata all'istante. A Conegliano proseguono le indagini per risalire l'identità dei giovani che hanno aggredito 2 poliziotti. La lotta allo spaccio non si ferma, il sindaco, servono più forze dell'ordine. Scontro tra viticoltori e ambientalisti per la richiesta della Regione di riammettere l'uso di un potente fitofarmaco per combattere la flavescenza dorata. Il Dem Zanoni annuncia un'alternativa ecologica. Ieri sera a Treviso la particolare Via Crucis, partita da Madonna Granda, è conclusa alla Chiesa Votiva, un unicum dedicato alle vittime del bombardamento del 7 aprile, oltre 500 i fedeli. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua sulla nostra emittente. Domani dalle 10 Antenna 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia dalla Basilica di San Marco. Tanti i piatti della tradizione preparati nei ristoranti, calo di richieste per l'agnello e il capretto. Alcuni locali decidono di non prepararlo, lo conferma uno dei più noti ristoratori della marca, Dino Caramello. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo dall'ordigno bellico inesploso che è stato ritrovato in mattinata a ridosso delle mura a Treviso, davvero a pochi passi dall'affollatissimo mercato della vigilia di Pasqua. Immediato l'intervento di polizia locale e carabinieri. Purtroppo la guerra che c'è stata non c'è niente da fare, c'è sempre qualche residuo, diciamo così. Sabato di Pasqua alle 11 del mattino, l'angolo delle mura tra Varco Manzoni e il Put affollato di gente per il mercato. Un passante nota nel canale mezzo prosciugato da siccità e lavori in corso un oggetto metallico depositato sulle rocce della sponda, risultato poi essere un ordigno bellico, un proiettile di artiglieria inesploso lungo circa 30 centimetri. Immediata la segnalazione alla polizia locale che a sua volta fa intervenire i carabinieri. Una lunga porzione di marciapiede viene delimitata con la fettuccia, i militari restano a presidiare. Io passo tutti i giorni di qua perché abito vicino, penso che ogni tanto salta fuori qualcosa di roba bellica, così bisogna trovarla perché è pericolosa. Non scoppia, però bisogna innestarla. L'indomani della commemorazione del bombardamento sulla città del 7 aprile 44, ecco affiorare dall'acqua un ordigno, senza spoletta e senza corona, per cui sarebbe quasi impossibile farlo brillare. Difficile definirne la fabbricazione e l'origine, essendo ricoperto di ruggine. Difficile anche dire da dove arrivi, se possa essere stato scagliato proprio in quel punto durante la guerra o se piuttosto un qualche recuperante se ne sia disfatto gettandolo nel Botteniga. La zona è stata posta sotto sequestro, l'area messa in sicurezza in attesa che in settimana intervengano gli artificieri. Nel trambusto del giorno di mercato tanti i curiosi che si sono fermati a guardare, residenti e turisti. Ma comunque siamo comunque in buone mani, quindi sono sicuro che faranno il giusto lavoro nella maniera più sicura. Paura invece nel pomeriggio a Rosà per lo scontro tra un'auto e un tir in pieno centro del paese. Feriti 2 coniugi, 50enni trevigiani. Forse una mancata precedenza all'origine del sinistro avvenuto nel pomeriggio in pieno centro a Rosà, dove all'incrocio semaforico si sono scontrati violentemente un tir e un'automobile. Feriti 2 occupanti della macchina, una coppia di Treviso. L'auto procedeva in direzione est-ovest da via Garibaldi verso via Roma, quando è sopraggiunto il camion condotto da un autista croato che arrivava da Bassano lungo via Capitelvecchio diretto verso sud, che ha travolto la Toyota. Uno scontro tremendo, immediati soccorsi, marito e moglie, lei in condizioni più gravi, sono stati portati al San Bassiano, mentre illeso l'autista nel mezzo pesante sottoposto a test alcolimetrico. Traffico in tilt per diverso tempo, regolato dai carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. E in tema di sicurezza stradale continuano i controlli dei carabinieri contro l'eccesso di alcol al volante. A Vittorio Veneto un automobilista praticamente ubriaco alla guida esce di strada e si schianta contro un muretto. Se non è record, poco ci manca. Nei loro costanti controlli sulle strade, i carabinieri sono abituati a rilevare tassi alcolemici ben oltre il consentito. Ma quello registrato la scorsa notte a Vittorio Veneto è da segnare con la matita rossa. 3,26 grammi litro, oltre 6 volte sopra i limiti di legge.
Grave ancor di più se pensiamo che il titolare di questo poco edificante risultato è un 38enne che si trovava alla guida della sua auto, totalmente ubriaco, quasi in coma etilico, eppure al volante. Pericolo evidente per se stesso e per gli altri. Impossibile che riuscisse a guidare normalmente, infatti ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un muretto ai lati della carreggiata. Fortunatamente per lui ferite lievi, fortunatamente per tutti nessuna auto presente sulla strada in quel momento, ma sarebbe potuto andare ben diversamente. Immediato il ritiro della patente. L'acme di ore di controlli dei militari che in tutta la Marca hanno verificato 14 esercizi pubblici e 62 veicoli e identificato 151 persone. Altri 4 automobilisti, tutti tra i 20 e i 30 anni e con tassi alcolici oltre il limite, sono stati sanzionati a Vedelago, Castelfranco e Treviso. E mentre a Conegliano proseguono le indagini per risalire l'identità dei giovani che hanno aggredito 2 poliziotti, la lotta allo spaccio non si ferma. Per questura e prefettura è stata una settimana di controlli straordinari. Sbirro picchia un bambino, se entra con loro in macchina sarà solo un ricordo, vogliono boicottarlo perché siamo del più. Quei video su TikTok si stanno rivelando un boomerang per gli autori dell'aggressione giovedì pomeriggio a Conegliano dei 2 poliziotti impegnati in un controllo antispaccio, immagini condite di frasi minacciose e spavalde che nei fatti stanno consentendo di risalire all'identità dei giovani coinvolti, e questo accanto alla visione delle telecamere della zona passate letteralmente a setaccio. Non c'è quindi solo il ghanese 24enne arrestato nell'immediatezza e già processato per direttissima. Il branco era composto da circa 20 persone. Sento dalla sua bocca, ascoltati di troppo. Tipo torno in Marocco, questo non sarà il tuo posto. Ste cose non le scordi. Mentre il video è diventato un caso indignando cittadini e istituzioni, la questura conferma come tra mercoledì e giovedì proprio la città del Cima con i suoi dintorni fosse al centro di controlli straordinari antispaccio coordinati dalla prefettura e con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova. Il bilancio dell'attività parla chiaro. In Viale Venezia a un cittadino di Vittorio Veneto sono stati sequestrati 3 grammi di hashish e un coltello da cucina, mentre in Via del Ruio la volante ha sorpreso una vecchia Fiat Croma che cambiava direzione all'arrivo della pattuglia. All'interno 2 ventenni con nascosta sul sedile posteriore una busta di marijuana di 12 grammi e altre buste pronte per lo spaccio. Altro materiale per il confezionamento è stato ritrovato a Carpesica nelle vicinanze della parrocchia. Sempre in Via del Ruio sono stati controllati 2 giovani di Orsago e Sanfiora, avevano in tasca coltelli a serramanico e una noccoliera a forma di anello. Sorpresi con sostanze poi 2 albanesi, un italiano e un marocchino tra Piazzale Aldomoro e la Zoppa Sarena. Sequestri in auto di lieve entità pure a Susegana e Sanfiora. Solidarietà dal sindaco Chiesa che chiede un ulteriore sforzo. Massima solidarietà senza se e senza ma verso le forze dell'ordine, ma altrettanto dobbiamo continuare in questa direzione. Non dobbiamo farci intimorire, dobbiamo far capire semplicemente a queste persone che non sono ben accette nella nostra città e che non tolleriamo comportamenti del genere. Continuiamo nel controllo capillare anche perché preferiamo prevenire piuttosto che succedano azioni negative come sono successe in altre città. Ripeto, queste sono situazioni che succedono quando ci sono i controlli, ma non ci fermeranno. Continuiamo a controllare la città di Conegliano e chiediamo anzi alle forze dell'ordine di intensificare ancora di più questi controlli. Lasciamo per ora la cronaca, parliamo di emergenza abitativa, problema crescente a Treviso come nei piccoli comuni. Tante famiglie sono in difficoltà, ci ha detto il sindaco di Zenson di Piave che in queste ore ha risolto il caso di una donna e della sua famiglia sfrattati da casa. Settimanalmente abbiamo casi di famiglie che vengono in comune a chiedere aiuto, a chiedere lavoro perché magari anche le aziende in cui lavoravano sono fallite e quindi inevitabilmente sono rimasti a casa anche loro come dipendenti. Purtroppo questi sono i colpi di coda in primis del Covid, dell'effetto Covid-19 e poi anche del caro bollette che insomma è stato molto importante nei mesi scorsi. Gli effetti della crisi sociale si vedono anche qui, in municipio a Zenson di Piave, poco meno di 2.000 abitanti, dove negli ultimi giorni si è affrontato tra gli altri il caso di Khadija, 2 figli minori e un marito. Da oltre 20 anni in Italia la famiglia è rimasta senza casa, finita all'asta per le difficoltà a pagare il mutuo dopo il fallimento dell'azienda nella quale l'uomo lavorava. Una vicenda che si trascina da tempo, complicata anche dai rapporti non facili con i suoceri. Quasi impossibile, racconta la donna, trovare un bilocale a prezzi contenuti. Posso fare 350, 80, va bene così? Sì, va bene, posso farlo, affitto. Voi finora non siete riusciti a trovare proprio nulla?
No, per uscire niente, nulla. Ha cercato quasi 3 mesi, anche questa mese ha cercato, ma niente, ancora niente. Nell'ultimo mese la famiglia è stata supportata dal comune, che ha pagato 2 settimane in un albergo della zona. Nelle scorse ore la buona notizia, comunicata alla diretta interessata, che già era pronta a dormire in macchina. Martedì la signora verrà convocata in comune per cercare di capire assieme, abbiamo fatto un po' da intermediario come amministrazione comunale, per capire di trovare un'altra sistemazione a prezzo molto basso, insomma, per i signori. Io fido dal mio sindaco, dal sindaco lo fido, sempre voglio parlare con lui perché mi dicono sì, lo vedo sempre buono e anche mi dà mano alle gente, anche io fido da lui, se mi dice martedì, allora martedì. Nel frattempo si apriranno anche le graduatorie per gli alloggi di edilizia comunale gestiti da Ater. Ci sono famiglie italiane e anche straniere. Noi stiamo facendo il possibile perché ovviamente la coperta è sempre corta, o la tiri da una parte o la tiri dall'altra, quindi inevitabilmente i fondi sono risicati. Se li giriamo tutti sull'emergenza abitativa o sul sociale, purtroppo qualche altro settore della pubblica amministrazione rimane indietro. Ed è scontro invece tra viticoltori e ambientalisti per la richiesta della Regione di riammettere, seppure in via eccezionale, l'uso di un potente fitofarmaco per combattere la flavescenza dorata. Il DEM Andrea Zanoni annuncia anche una possibile alternativa ecologica. Dobbiamo usare metodi alternativi, ci sono, e addirittura proprio nell'Opitergino un laboratorio ha prodotto una sostanza compatibile con l'agricoltura biologica che combatte la cicalina e quindi la flavescenza dorata. E questa è la novità per il mondo della viticoltura, non solo trevigiano o veneta, ma di nord e centro Italia, perché la flavescenza dorata sta dilagando in tutti i vigneti, devastando ettari piantumati con prospettive produttive dimezzate, per non dire azzerate per anni. E la questione comunque è gravissima. Come potete vedere, la buona pratica nella gestione della flavescenza comporta e prevede l'estirpazione della pianta, e qui appunto abbiamo una catasta di piante rimosse appunto per cercare di tamponare il problema. Per combatterla attualmente vengono concessi diversi trattamenti l'anno. Va detto che la malattia viene trasportata dalla cicalina e che il fitofarmaco va a colpire non il batterio ma la diffusione dell'insetto. Ma stando al continuo dilagare di piante malate, al momento questi interventi appaiono del tutto inutili. Ecco il perché della possibile deroga di un prodotto più potente. L'impiego di questo prodotto non è un trattamento in più, anzi forse sono diversi trattamenti in meno, in quanto usando una sostanza specifica si riesce a tenere sotto controllo l'insetto ed evitare appunto queste problematiche sul territorio e lo sviluppo ulteriore della malattia anche in altre aree. Per Zanoni, ma non solo, questo prodotto non si deve comunque usare. È un pesticida neurotossico vietato dall'EFSA, cioè dall'Unione Europea, perché crea grossi danni al cervello e addirittura abbassa il quoziente di intelligenza dei ragazzi. Fronte compatto, anche se la Regione ammetterebbe l'uso per una sola volta e in via straordinaria. Se una cosa è vietata bisogna rispettare il divieto. Un po' un controsenso che vogliamo usare più chimica per avvelenarci. Io sono un presidente di associazione, sono un viticoltore, sono un apicoltore e un padre di una bambina, quindi ho 4 caratteristiche che insomma mi fanno considerare tutti gli aspetti possibili, soprattutto quelli più problematici, per cercare di attenuarli e gestirli nel modo migliore. Insomma, il confine è tra economia, soprattutto del prosecco, che presto taglierà il traguardo del 1 miliardo di bottiglie vendute in tutto il mondo, e l'ambiente, anche se ora la terza via arriverebbe da un ricercatore di Oderzo e un nuovo trattamento ecocompatibile, al momento però ancora riservato, ma che, se efficace, dovrebbe essere immediatamente diffuso ovunque, per evitare che più di qualche azienda agricola a causa flavescenza chiuda. Un agricoltore che abbandona la propria azienda abbandona il territorio, e quindi soprattutto per territori un po' svantaggiati come possono essere le colline, un agricoltore che manca vuol dire dissesto idrogeologico assicurato. Ora parliamo invece di rischio incendi, perché per la Pasquetta sono vietati i barbecue in tutta l'area golenale del Piave. I trasgressori, attenzione, rischiano multe salate. Grigliata di Pasquetta bandita in ogni area golenale del Piave. Il rischio di incendi è troppo elevato a causa della stagione secca. I barbecue sono proibiti tranne nelle aree picnic attrezzate.
Fermo restando il generale divieto di abbruciamento lungo l'area golenale perché è area demaniale, c'è anche un'ordinanza che la nostra amministrazione ha fatto che va sulla linea di quella che è stata la DGR della Regione Veneto, dove all'interno di quelle misure collegate appunto alle polveri sottili c'è anche l'altra che riguarda il divieto di abbruciatura per tutto il periodo. Ricordiamo che le ammende arrivano fino a 500 euro e che le guardie forestali, naturalmente il Corpo Forestale dello Stato, va a verificare ovviamente sulle situazioni. Il sindaco di Spresiano della Pietra ha pensato invece di comunicare nei social, con l'aiuto di sua figlia in modo scherzoso ma convincente, che i fuochi a terra sono vietati. Allora, Azzurra, il lunedì di Pasquetta si possono fare fuochi a terra. E il lunedì di Pasquetta si possono fare le griglie e le grigliate nel posto chiaramente previsto? Ecco, quindi avete capito come l'anno scorso, nessun problema a fare le grigliate, però niente fuochi a terra, carbonella e basta, e molta attenzione. Ci sarà il posto che è quello solito, la zona picnic, quindi un posto circoscritto, non andiamo in giro per il Piave ovunque perché anche no. Ultima raccomandazione dei sindaci: dopo aver festeggiato, riportate i rifiuti a casa. Ora torniamo nel capoluogo perché la giunta di Cassugana ha deciso di togliere l'autorizzazione ai rumorosi venerdì sera organizzati dal ristorante Gelateria Signore e Signori. Il salotto buono della città, ha detto il sindaco Conte, non può trasformarsi in una discoteca. Una caffetteria che di notte diventa una discoteca in un contesto come quello di Piazza dei Signori non è compatibile con quelle che sono le esigenze e le sensibilità di una città. Venerdì sera troppo rumoroso in piazza, il comune ha imposto lo stop al bar Gelateria Signore e Signori dopo le ripetute segnalazioni di residenti e turisti. Un aperitivo fino a tarda sera, suon di musica, gradito dagli avventori ma molto meno da chi a quell'ora aveva intenzione di dormire. La richiesta nasce dalle lamentele di tutta la piazza, di coloro che vivono in Piazza dei Signori, di coloro che hanno delle attività ricettive in Piazza dei Signori, che ci hanno evidenziato come dopo mezzanotte era assolutamente impossibile vivere all'interno delle proprie abitazioni o per gli ospiti delle strutture ricettive riposare negli alberghi. Abbiamo quindi avvisato il gestore dei locali che quel tipo di autorizzazioni non sarebbe stato più concesso. Dopo 3 mesi l'iniziativa con cadenza settimanale è stata quindi stoppata, ma il sindaco non chiude la porta agli organizzatori. Io invito tutti coloro che vogliono organizzare eventi per i giovani in città ad avvicinarsi ovviamente all'amministrazione che è pronta a sostenerli. Ovviamente dobbiamo tener conto delle esigenze dei residenti, dei commercianti e soprattutto anche delle questioni di decoro per la città, perché trasformare Piazza dei Signori tutti i venerdì in una discoteca francamente non mi sembra assolutamente una buona idea. Si scusa invece Giorgio Denardi, candidato sindaco del centro-sinistra, per il post sui social dedicato al 7 aprile in cui si parla di bombardamento nemico quando a compierlo furono gli alleati, gli americani, ma contrattacca polemica strumentale per non affrontare i veri temi. Al di là degli errori che può fare un ragazzo giovane che sbaglia una parola su un post Facebook e viene corretto dopo pochi minuti, vorrei parlare di temi che contano veramente per la cittadinanza. Il candidato sindaco del centro-sinistra, Giorgio Denardi, si prende tutta la responsabilità del post sul 7 aprile in cui si definiscono nemici gli alleati che hanno bombardato la città e tanta eco e tanti commenti sarcastici ha scatenato. Io chiedo scusa alla cittadinanza intera, era totalmente fuori luogo quel termine, ma non aveva nessun significato storico. È evidente che gli alleati erano giustamente dalla parte nostra e quindi sono totalmente d'accordo con chi mi ha criticato per questo errore. Denardi non solo si scusa ma si arrabbia e contrattacca. Enfatizzare vicende superficiali come una parola sbagliata sui social serve solamente a non affrontare temi più importanti. L'amministrazione uscente dice di opere proprie ne ha fatte ben poche e la conferma viene dai cittadini. Uso la regola del 5 chiedendo a chiunque ditemi quali sono le 5 opere che ha fatto questa giunta che non siano eredità della giunta precedente. E a fatica arrivano una, forse 2, una rotonda, un po' di piste ciclabile e finisce lì. Stadio, pedonalizzazione, Park Vittoria, anche i temi scomodi vanno sviscerati a costo di scontentare qualcuno.
possiamo rimanere bloccati dal corporativismo. Quindi troveremo una soluzione per tutti quelli che sono coinvolti nei processi di cambiamento. Ci vorrà tempo, ci vorrà ascolto, confronto, ma la città non può e non deve rimanere bloccata come sta succedendo per tutto il Paese. PNRR intanto a rischio sui territori. Oggi l'ennesimo allarme è arrivato dalla CGA di Mestre, allarme che irrompe anche nella campagna elettorale trevigiana. Serve coinvolgere le imprese private, dice Giorgio Granello di Forza Italia, mentre Giovanni Risato di Volt parla di trasformazione digitale. Le banche date non dialogano. Molte volte, se non quasi sempre, tutti i lavori di preparazione, quindi tutte le tempistiche occorrenti per realizzare tutti i rispetti delle normative sono lunghissime e questo porta proprio a perdere tutto quel tempo che invece un imprenditore privato, e qui ritorniamo sugli imprenditori, se fosse dato la possibilità, ovviamente non è possibile perché sono soldi pubblici, ma l'imprenditore proprio nella logica del pensiero che deve fare l'imprenditore, quindi produrre reddito e quindi dare marginalità alle proprie operazioni, ecco che il tempo diventa un fattore determinante. Qui i nostri tempi sono troppo lunghi. Noi non siamo abituati per la nostra società a ragionare nella priorità di far accettare gli interventi programmati. Se c'è una colpa da cercare, ecco, non è dell'Europa, non è di Bruxelles. Anche qualche anno fa la Corte dei Conti segnalava che alcuni fondi statali nazionali, l'80% ad esempio dei fondi per il dissesto idrogeologico non si riuscivano a spendere per carenza burocratica, cioè le banche dati degli enti pubblici regionali e locali non riuscivano a comunicare con la tesoreria dello Stato. Quindi questo è uno dei due problemi che segnalava la CGA. Il secondo è quello della progettazione, per cui appunto, come diceva il collega, di fronte a mancanza di un progetto è difficile assegnare dei fondi, quindi o si hanno già delle progettualità pronte, una idea per il futuro pronta e quando arrivano i soldi si è pronti a spenderli, e se no bisogna sempre rincorrere i soldi cercando di inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo. Chiaramente bisogna accelerare i tempi della progettazione e bisogna gradualmente, non si fa dall'oggi al domani con uno schiocco di dita, digitalizzare la nostra burocrazia, le nostre istituzioni. Tra poco torneremo con la pagina dedicata alle celebrazioni della Pasqua, adesso un rapido break. Eccoci di nuovo in diretta dallo studio di Antenna 3. Oltre 500 persone hanno partecipato ieri sera in città alla Via Crucis del Venerdì Santo, ricordando i morti e la devastazione del bombardamento del 7 aprile del 1944. E dal vescovo Tomasi il monito perché questa cicatrice ricordi non solo il dolore della distruzione, ma anche l'impegno e la solidarietà della ricostruzione. Vogliamo, camminando e pregando, rivivere quel Venerdì Santo. Lo facciamo partendo da questa chiesa, da questo tempio, nel quale i trevigiani si affidano alla protezione materna di Maria e raggiungendo un'altra chiesa, un altro tempio a lei dedicato, dove sono raccolte le memorie di tanti nostri fratelli morti a causa delle guerre. Ti saluto, Croce Santa. È stata la Via Crucis delle 500 fiammelle, in ricordo dei 1600 morti del bombardamento di Treviso del 1944. 500 volti illuminati da fiaccole e candele, e per ognuno c'era il ricordo di un parente scomparso in quella devastazione ricordata ad ogni stazione del percorso, accanto ad un passo della Passione di Cristo. Dopo Madonna Granda, di fronte a Palazzo Giacomelli, sono risuonate le parole dell'omelia di 79 anni fa del vescovo Mantiero, che con i giovani sacerdoti del seminario fu tra i primi a soccorrere i feriti tra le macerie. Poveri figli miei, che avete ansiosamente cercato protezione e salvezza nei ricoveri e vi avete trovato la tomba. Poi il passaggio sul Sile, lungo Ponte Garibaldi, fino ad arrivare alla Casa della Carità, dove accanto alla figura del Cireneo che soccorse Gesù è stata richiamata quella dei tanti che dopo il bombardamento non si risparmiarono pur di salvare il maggior numero di vite da quella devastazione. Abbiamo visto la testa di un'anziana signora, viva, accanto al marito, morto. Lei aveva le gambe imprigionate tra due biciclette e non riuscivamo a muoverla.
Poi mi sono ricordato che lì vicino c'era la bottega di un meccanico e sono corso a prendere un seghetto per il ferro. Così ho segato il tubo di una bicicletta e abbiamo tirato fuori la signora. Poi l'ultima delle 4 stazioni davanti alla chiesa votiva che custodisce il ricordo dei morti del 7 aprile. Qual è la grazia per Treviso di questa croce? È la grazia della memoria, di quel dolore, di quella ferita che ha cicatrici, che si rimarginano ma non sono cancellate e che rimangono. Ecco, questo deve rimanere nel nome della croce di Cristo, nella mente e nel cuore della nostra città. E appuntamento da non perdere davvero domani mattina su Antenna 3, perché dalle 10 vi trasmetteremo in diretta dalla Basilica di San Marco la messa di Pasqua celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel giorno di Pasqua saremo come sempre presenti. Domani mattina dalle 10 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, portandola così nelle vostre case e in quelle di tutto il Veneto e del Nord-Est, la solenne messa pontificale presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. È stato lo stesso Patriarca a raccontare i sentimenti che precedono questa celebrazione, per i cristiani la più importante dell'anno. Un po' di tremore e timore guardando alla situazione del mondo che sembra complicarsi progressivamente, guardando però alla luce di chi ha salvato il mondo e con la responsabilità di chi sa che il mondo è salvato se un messaggio, se un dono, quello di Cristo, viene fatto proprio dagli uomini. Allora la celebrazione bella della Pasqua è proprio questo: chiedere al Signore di dare la forza agli uomini, a tutti gli uomini, a ogni comunità, di poter partecipare della visione pasquale di una pace che non è solo assenza di guerra, anche se in questo momento sarebbe già molto, ma una pace che sia giustizia, che sia anche serenità, felicità, quel bene che la Shalom è il dono pasquale del Signore risorto. Appuntamento quindi con tutti voi nostri telespettatori domani mattina. Se ce lo può dire un passaggio della sua omelia particolare? Il passaggio della mia omelia è proprio quello di dire che il cristiano e la comunità cristiana è segnata da una certezza che non è un ottimismo umano, ma che è la fede nel Signore risorto come realtà che ci sta dinanzi, ci precede, ma anche ci sostiene. Questo è il messaggio centrale della omelia di Pasqua, che si unisce poi anche a tante piccole riflessioni che riguardano la nostra Chiesa particolare, la Chiesa universale. Dalla devozione a quella che poi è la festa, lo stare insieme, tanti piatti della tradizione veneta preparati in occasione della Pasqua nei ristoranti, boom di prenotazioni, calo di richieste però per l'agnello e il capretto. Alcuni ristoranti decidono addirittura di non prepararlo. Pasqua si avvicina, qual è il piatto tipico che in tavola non deve mancare? Prima di tutto non deve mancare la soppa coada. Per Dino Caramel, uno dei più noti ristoratori della marca, il primo comandamento da rispettare è quello della sopa coada, il piatto più richiesto anche in occasione della Pasqua, quando le famiglie si riuniscono intorno alla tavola per gustare i piatti tipici della tradizione veneta, che spesso richiedono lunghe preparazioni e ingredienti di alta qualità. La richiesta non manca, prenotazioni a gonfie vele e quasi tutto esaurito in tanti ristoranti, nei menù i risotti ai bruscandoli o ai carletti. A Pasqua però avviene un dilemma che si ripete ogni anno: agnello sì, agnello no. Il consumo della carne di agnello o di capretto, piatto tipico che si rifà alla tradizione ebraica, viene richiesto sempre meno nei ristoranti. Viste le circostanze, qualche chef come Dino ha preferito non proporlo. È un pezzettino, non tanto per la tradizione, ma proprio non lo vogliono, no. Forse perché
amano gli animali, non vogliono più mangiare il capretto perché è piccolino o l'agnello, o perché non hanno più quegli appetiti di una volta, evitano di mangiare questo piatto tradizionale, almeno qui a Treviso, poi non so a Roma o altri posti. Dino, nonostante tutto, non si è perso d'animo, la cucina veneta ha tante altre prelibatezze da presentare in tavola per il giorno di Pasqua. Come antipasto abbiamo la bresaola punta d'anca con l'asparago bianco, poi ci saranno i gnocchi di patate fatti in casa con l'anitra e delle crespelle con gli asparagi, farcite con gli asparagi verdi. Poi di secondo, quest'anno ho fatto il filetto di manzo rosmarino, che è tipo tagliata, e la faraona disossata e farcita con gli asparagi. L'uovo è uno dei protagonisti delle festività pasquali, le uova sode, regine dei picnic di Pasquetta, ma anche le uova utilizzate per preparare le tagliatelle, i bigoli e la famosissima fugassa, una via di mezzo tra la colomba e la focaccia. Infine, le immancabili uova di cioccolato con la sorpresa. E ora apriamo la nostra finestra sulle notizie dal Bellunese. Pagina di Belluno dunque è stata recuperata dai vigili del fuoco l'auto finita nel lago di Misurina nei pressi di via Montepiana dopo che il conducente, per fortuna rimasto illeso, aveva perso il controllo del mezzo. I pompieri di Pieve di Cadore, intervenuti utilizzando un autogru, hanno imbragato l'auto rimasta sulla superficie del lago ghiacciato, rimettendola in strada da dove è stata portata via, vedete le immagini, con un carro attrezzi. Ora andiamo a Feltre, parliamo di una cittadina il cui centro storico ha un valore turistico e artistico notevole naturalmente, peccato che proprio in piazza ormai da tempo immemorabile campeggi una gru. Probabilmente è l'incubo degli amministratori feltrini. La speranza è che, mangiata la colomba, la gru non arrivi a mangiare anche il panettone, perché stando alle date preventivate già da molto non dovrebbe esserci più, e invece campeggia sempre in Piazza Maggiore e non si sa per quanto ancora. È un problema non di poco conto, ripeto, noi ce lo siamo trovati, abbiamo riaperto i cantieri e stiamo proseguendo in quelle che sono state le difficoltà che evidentemente c'erano precedentemente, che noi stiamo cercando di risolvere. Speriamo a breve termine di concludere, di vedere finalmente il nostro centro storico libero da tutti questi cantieri che noi, ripeto, abbiamo portato avanti fermamente, abbiamo fatto riaprire, perché se loro vedono il cartello di chiusura lavori corrisponde al 2019. Sia ottimista. La gru va via quando? Sia ottimista. Non posso darle dei tempi perché sono solita. Ma sia ottimista. Ottimista, massimo fine anno. Sia pessimista? 1 anno e mezzo. E la Pasqua 2023 non sarà serena per tutti, per esempio potrebbe non esserlo probabilmente per i dipendenti Safilo, il cui stabilimento si trova a Longarone, comune del quale è sindaco e per il quale le prospettive sono inquietanti e a cui va il pensiero del presidente della provincia. Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri di buona Pasqua a tutti i bellunesi. Dopo 3 anni difficili legati alla pandemia, con la fine delle restrizioni però le difficoltà e i problemi sono comunque ancora presenti sul nostro territorio. Volevo un po' portarne all'attenzione 2. Uno è sicuramente quello del tema dei migranti, un tema che sta un po' riversando su noi sindaci una responsabilità che dobbiamo cercare di gestire un po' tutti insieme. Mi auguro veramente che si possano trovare delle misure, soprattutto a livello governativo, per una migliore gestione che, ripeto, non abbia una ricaduta diretta solamente nei confronti di noi sindaci, che ci troviamo spesso e volentieri in difficoltà da questo punto di vista. Poi volevo augurare una buona Pasqua in particolare ai lavoratori della Safilo, che stanno sicuramente attraversando un periodo di grande preoccupazione dovuta alla chiusura dello stabilimento. Noi cercheremo di fare di tutto per salvare il loro posto di lavoro e soprattutto lo stabilimento di Longarone, che è una storia molto importante anche legata alla tragedia del Vajont. Mi auguro veramente che riusciamo a superare anche queste 2 difficoltà e questi ostacoli, cercando di guardare un po' al futuro con ottimismo, che è un po' sempre quello che mi caratterizza per fortuna, e soprattutto ad affrontare il periodo primaverile ed estivo, che
che possa lasciare i migliori presupposti per un 2023 che possa dare soddisfazioni e anche serenità a tutti. E ora la Pasqua vista da turisti e cittadini, sentiamo cosa ci hanno detto in centro a Belluno. Il sabato a Belluno è il giorno di mercato. Ai cittadini di Belluno e ai turisti, che davvero sono tanti oggi in città, abbiamo chiesto questa Pasqua 2023 che giornata sarà. È una Pasqua di cambiamento rispetto agli anni scorsi. La gente ha voglia di uscire, di passeggiare, di vedere e incontrare persone nuove. Una rinascita un po' in tutti i sensi, a livello economico, a livello umano soprattutto. Quindi che tipo di Pasqua sarà? È un Pasqua di felicità, di famiglia, di gioia. Spero di pace, vera. Spera, ma non è ottimista? Non sono ottimista con quello che gira. Famiglia serena, senza particolari eccessi. È una Pasqua triste, tutto sommato, non so, ma forse sono un po' influenzata da quello che succede nel mondo e quindi non la vivo in maniera serena. Ottimista? Sì. Può solo andare meglio, anche perché andare peggio è difficile, quindi può solo andare meglio. Quindi ottimista. Lei signora? Ottimista, dopo 2 anni di chiusura vedo c'è la gente che vuole stare in compagnia, ho visto anche i ristoranti già pieni di prenotazioni, quindi sì, è bello stare adesso in compagnia. In famiglia, con i nonni e così, insomma, una Pasqua. Quindi che tipo di Pasqua sarà? È una Pasqua familiare. Vogliamo essere più speranzosi che con questa Pasqua ci sia, come dice, anche una risurrezione della pace. Spero bene per tutti. È ottimista? Sì, io sono sempre ottimista, sempre, quindi dai, di serenità sicuramente, speriamo. E ora invece in chiave gastronomica, un servizio con ospite una star dei fornelli che ha fatto tappa in provincia di Belluno. La televisione ne ha fatto una star. Parliamo di uno degli chef più famosi d'Italia che ha fatto tappa in provincia di Belluno tra piatti e sapori che gli sono familiari. Mi ha fatto piacere tornare e ritrovare un po' di persone, qualche collega e amico anche tra l'altro. E, insomma, è un po' come sentirsi a casa. La cucina di montagna è una cucina sempre attuale perché comunque è una cucina che ha una sua identità forte e qui in particolar modo perché non è solo montagna ma è tutta una zona, un territorio molto vasto e quindi è una cucina che ha una forte identità. Nei prossimi giorni in molti si metteranno davanti ai fornelli per preparare manicaretti con cui festeggiare insieme alle persone care. Da Cracco un'opinione che può anche essere un buon consiglio. Bisogna divertirsi un po' alla fine, no? E il divertimento sta anche nel provare a fare delle cose diverse da quelle che siamo abituati a fare. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per averci seguiti, da tutti noi gli auguri davvero di cuore di una buona Pasqua, ora le previsioni del tempo, buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'atmosfera potrebbe risultare ancora instabile nella domenica di Pasqua con rischio di una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata cielo coperto con occasionali piovaschi sparsi. A seguire più sole con maggiori rasserenamenti. Possibile ancora qualche pioggia sui monti e fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo una nuvolosità variabile con possibili precipitazioni locali, specie sulla zona montana. Qualche rovescio pomeridiano anche in pianura. Altrove bel tempo. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 13-14 all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi e possibilità di alcuni deboli rovesci, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. L'aggiornamento meteo per ora termina qui. A tutti voi gli auguri di una buona Pasqua. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.